Parliamo di sicurezza e di attività vari con Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP, Polizia di Stato. Ben ritrovati telespettatori, grazie direttore di darmi questa ulteriore possibilità di entrare presso le abitazioni dei nostri concittadini. Questa settimana, come avete visto, io come dirigente sindacale della FSP, ma come appartenente alla Polizia di Stato, vi parlo insomma di quelle che sono le situazioni più emblematiche riguardo la sicurezza. Questa settimana, come avete notato, è ricambiato il modello di autocertificazione. È stato inserito la dicitura riguardante la regione a cui fate capo come legge regionale, e tutto il resto era già stato modificato 4 giorni prima, inserendo la parte sanitaria, se siete stati mai contagiati, se siete positivi, se siete in quarantena o se avete finito la quarantena. Bene, ogni volta però che io faccio questo videomessaggio vengo chiamato per alcune delucidazioni in merito all'opportunità di avere o non avere con sé, quando si esce dalla propria abitazione, dalla propria residenza, il modello con sé. Allora io ribadisco nuovamente, e lo farò, non mi stufo di dare una mano anche agli operatori che sono sulla strada, che vi chiedono l'autocertificazione. Avere l'autocertificazione, ripeto, non è un lasciapassare. Voi quando uscite dalla propria residenza, voi dovete avere unica certezza se potete o non potete uscire. Dovete avere voi solo la giustificazione idonea per lasciare la propria abitazione. In questo caso il modello, se qualcuno non ce l'ha, e nello specifico, ripeto, se qualcuno non ha la possibilità di avere con sé il modello, non si preoccupi, perché il modello ce l'hanno gli uomini delle forze dell'ordine che in quel momento effettuano il controllo, e se non l'avete, davanti a loro lo compilate, mettete la giustificazione e lo firmate. Sta a noi, operatori, a fare i controlli dovuti per verificare se la vostra giustificazione è corretta. Un'altra cosa, proprio per modelli, attenzione, si è sentito proprio da venerdì, sono stati fatti dei ritrovamenti in altre città, grazie a Dio, fortunatamente non da noi, non nella nostra regione, ma sono stati ritrovati appesi in portoni di alcuni condomini dei modelli falsificati in maniera correttissima, con stemma, riportante lo stemma, lo simbolo della polizia, del Ministero dell'Interno, del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, bene, falsificati, dove dicono e chiedono ai residenti di uscire dall'abitazione per dare la possibilità alle forze dell'ordine di fare dei controlli e all'ASL di fare delle sanificazioni. Attenzione, perché tutto questo è falso. Vi dicevo anche, attenzione, perché vi potrebbero suonare il campanello dicendo che vi stanno proponendo il tampone. Nessuno viene a farvi il tampone a casa se non è la direzione sanitaria, che tramite tutto un iter chiaramente burocratico. Da quando è scattata l'emergenza coronavirus ad oggi, la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha messo in campo tutte le forze a propria disposizione